sentivo commenti e mi colpivano alcune parole ripetute da molti, anche di diversa estrazione, che mi sembrano condivisibili. Coraggio a fare questo, perché effettivamente è un fatto talmente nuovo che uno potrebbe essere portato a dire, vabbè, insomma, soprassediamo. E quindi coraggio, un'altra parola che mi colpiva, che condivido molto, è un senso di libertà interiore, un atto di responsabilità. C'è una parola che non ho sentito, che invece è venuta in mente, ed è spirito di servizio. Cioè, se uno concepisce un ruolo come, che so, insomma, prestigio, onore, affermazione, non so come dire, per la propria persona, allora non lo lascia. Se uno lo concepisce come servizio, cioè il mettersi a servizio di, e per servire altri bisogna averne le capacità anche fisiche che l'età anziana spesso toglie, insomma. Allora questo è l'autentico spirito di servizio. Non sono più in grado di servire, altri potrebbero servire meglio di me, e allora io faccio un passo indietro. Non è semplicemente mi libero di un peso, ma faccio sì che questo compito che deve essere svolto possa essere svolto da chi ha forze più adeguate rispetto a quelle che io mi ritrovo nella mia condizione.